Va ora in onda la rassegna stampa. Buongiorno a tutte e a tutti, questa è la rassegna stampa di Radio Libertà. Cerchiamo con questa rassegna stampa di informarvi e di aggiornarvi su quello che è successo ieri per cominciare il weekend in una maniera più informata. Cominciamo con la prima pagina del Corriere che apre parlando proprio di quello che è avvenuto negli ultimi giorni tra Putin, purtroppo, e quello che sta avvenendo anche con Donald Trump, un Medvedev che è il vicepresidente del Consiglio di sicurezza ed ex primo ministro russo, che sui social, su X, il social di Elon Musk, ha minacciato proprio il presidente degli Stati Uniti e l'incolumità degli Stati Uniti stessi. Un Donald Trump che ha risposto inviando 2 sottomarini nucleari proprio per mostrare quanto alla fine gli Stati Uniti non scherzino per quanto riguarda l'incolumità del proprio paese. Altre notizie sempre in questa prima pagina del Corriere di via Solferino qui a Milano. Parla di Witkoff e della sua visita a Gaza e di come abbia elogiato anche la fondazione umanitaria di Israele e Stati Uniti. Witkoff, che è un inviato speciale proprio della Casa Bianca, sta cercando in tutti i modi di disinnescare quello che sta avvenendo in Medio Oriente. Vedremo cosa riuscirà a fare, ma per ora non sta ottenendo i risultati sperati, ovvero un cessate il fuoco per tutti. Herzog, il presidente israeliano, ha parlato anche contro le parole di Mattarella, parlando anche di, ovviamente, ha ringraziato il sostegno per quanto riguarda le vicende del 7 ottobre, ma ha spiegato che Israele in realtà non uccide a caso, come vedete anche in questa prima pagina, ma ha parlato anche di un Israele che non è implicata in questa guerra per ottenere un genocidio. Il problema ovviamente riguarda anche quello che sta avvenendo per gli aiuti umanitari, che bisogna vedere quanti di questi arriveranno poi a destinazione. Vedete anche in prima pagina per il Corriere, ma poi lo vedrete anche in tutti gli altri giornali principali, la sentenza sui migranti, la Corte europea che si schiera contro le direttive del nostro governo, una Corte europea che vedremo anche cerca di inserirsi sempre di più nelle dinamiche politiche proprio come quelle d'oltreoceano. E andando avanti con le altre prime pagine, passando invece per Repubblica con Liliana Segre, che ha risposto a Grossman. Grossman è uno scrittore israeliano che ha parlato di quanto quello che stia avvenendo poi in Israele sia, per lui, scrittore israeliano, quello che sta avvenendo, scusate, sulla striscia di Gaza sia effettivamente un genocidio, e invece Liliana Segre ha risposto piccata, anche perché lei, avendo ovviamente subito, come sapete tutti, le angherie dei nazisti ad Auschwitz e abbia subito in prima persona un genocidio, ovviamente si parla di un tema che le sta molto a cuore ed è anche molto, molto complicato da trattare. Qua vedete anche qui subito in prima pagina Repubblica, ovviamente un giornale schierato verso il centro-sinistra, e quindi molto contenti di annunciare lo stop a Meloni da parte della Corte di Giustizia europea, con addirittura il sottotitolo con ai giudici la valutazione sui paesi sicuri. Schlein, governo bocciato per i centri sperperati 800 milioni, e la premier Giorgia Meloni. Andiamo avanti con un'intervista anche al ministro della giustizia Nordio. Le toghe saranno umiliate dal referendum. Ovviamente anche questo leggeremo in futuro sempre in questa rassegna stampa.
Anche qui parlano di Donald Trump e di come ha gestito la crisi con l'ex presidente della Federazione Russa. Questo ovviamente bisogna sempre ricordarlo. È vero che ora è il vicepresidente del Consiglio di sicurezza, sempre della Russia, ma è un personaggio, Medvedev, che ha partecipato direttamente proprio all'esecutivo. Poi passiamo invece alla stampa, che parla di quanto le borse siano affondate proprio per i dazi, con addirittura il commento che è una scelta obbligata alla von der Leyen, quindi una povera piccola von der Leyen che è stata obbligata dal cattivone Trump a firmare per le tariffe, per i dazi, per queste misure, quindi proprio a proteggere in realtà l'industria americana, e anche un'analisi addirittura catastrofica con se Donald fa morire l'idea di Occidente, quando in realtà abbiamo visto tutti in questi ultimi mesi quanto in realtà siano stati gli altri paesi europei a distanziarsi dall'America trumpiana. CPR in Albania, riparte lo scontro tra diritti e propaganda, e anche perché è corretto affidarsi ai giudici per valutare i paesi d'origine, queste le idee di Repubblica. Passando invece alle altre prime pagine dei nostri anche giornali più vicini, La Verità: i giudici europei azzoppano la lotta contro gli scafisti, le toghe si sostituiscono ai governi nel contrasto ai clandestini, l'opposizione stupidamente esulta, così gli eletti sono sempre più marginali. Soluzione: l'UE anticipi le nuove norme e i centri in Albania restano in funzione. Qual è ovviamente il problema più grande? Che, come avete visto anche con gli Stati Uniti, il sistema giudiziario possa interferire in una maniera sempre più drastica, sempre più imperante su quello che ordina l'esecutivo votato dal popolo. Un commento di Belpietro su quello che sta avvenendo invece al PD, la segretaria PD, prossima preda del Caimano con la pochette. Vedremo anche successivamente il commento di Belpietro sulla situazione del principale partito all'opposizione, ovvero il PD, che sembra sempre di più succube delle scelte di Conte, dell'ex primo ministro. Il GIP fa a pezzi il suo sistema, Sala frigge ma va in vacanza, quindi un sindaco di Milano che nel momento del bisogno, anche per la propria coalizione, anche per il proprio partito, decide giustamente di levare le tende da Milano. I dati lo dimostrano, il Green Deal impossibile. Malgrado l'aumento delle gravose rinnovabili, cresce pure la produzione di CO2. Il rapporto Enea peggiora tutto: decarbonizzazione, sicurezza e spese. È la prova che con l'ideologia non si manda avanti una nazione. Un articolo di Nuno Sonseri, anche questo molto molto interessante. Perché? Perché il Green Deal è quello che ha voluto l'Europa della von der Leyen, una von der Leyen che, come avete visto negli ultimi mesi, l'unica a non averci niente a che fare in Italia è la Lega di Matteo Salvini. Un Green Deal che, per mandare avanti l'ideologia green, per mandare avanti delle idee sul clima, si punta più ad andare verso l'estremismo opposto, invece che cercare un compromesso per una situazione che per alcuni è complicata, ormai catastrofica per quanto riguarda il clima, per altri non lo è. Ma il Green Deal cosa fa? Alla fine si poggia su quanto alla fine i cittadini possono spendere per rinnovare eventualmente la propria casa, la propria macchina o la propria azienda, invece che cercare uno sforzo anche da parte dello Stato, che debba cercare anche di cercare un compromesso. L'altro grande giornale
il giornale proprio, scusate la ripetizione, gli eurogiudici invadono l'Italia, la Corte di Giustizia europea entra a gamba tesa sulla lista dei paesi sicuri, Palazzo Chigi replica un'indebita ingerenza. Una sentenza che sa di regime di Alessandro Sallusti, anche questo sarà un commento che leggeremo in seguito, molto interessante per quanto riguarda proprio la questione non solo che si sposa ora per quanto riguarda il centro di migranti, ma in futuro per tutte le idee che potrà avere un esecutivo che non sia solo di destra ma anche di sinistra, perché ora l'opposizione festeggia, ma se in futuro un giudice vorrà interferire con le idee di un possibile governo, di una possibile opposizione che riesca poi a creare una legge che passerà poi in Parlamento, vedrebbero anche loro i loro sforzi disintegrarsi. Le fonti delle toghe, le ONG e Google. Meloni in pressing sul Consiglio dell'Unione Europea. Il GIP piegato, tra virgolette, ai magistrati, tutte le storture del caso Milano e anche tutte le storture del sindaco Sala che lascia la città al proprio destino. Trump, avvertimento a Mosca, schierati 2 sottomarini nucleari proprio per cercare anche di far calare la cresta a un ex vice primo ministro che sui social fa il galletto quando si parla in realtà di tematiche molto molto serie. Israele attacca Mattarella, mai morti indiscriminate. Quindi questo è il giornale anche per quanto riguarda il racconto su quello che è avvenuto fra il presidente israeliano e l'omologo presidente italiano Mattarella. L'intervista importantissima a Piantedosi su quello che è avvenuto anche per quanto riguarda la sentenza della Corte Costituzionale Europea, il ministro dell'Interno sulla sentenza europea che blocca i rimpatri. Se i giudici decidono al posto dei governi è un problema per tutti. Sinistra e toghe esultano per lo stop, l'ira di Palazzo Chigi. Una sinistra quindi che esulta, ma per una visione veramente a brevissimo termine, come spesso accade. Un commento, un editoriale molto interessante è quello che vediamo anche su Libero, alla sinistra della prima pagina. Com'era la storia del presidente degli Stati Uniti succube di Mosca? Avete visto negli ultimi anni, non negli ultimi mesi, ma negli ultimi anni, quanto vi sia stata una narrazione proprio a mostrare Donald Trump come un amico, ma anche possiamo dire un fantoccio di Putin. Se andate a cercare anche le varie notizie su i principali quotidiani e siti verso il centro-sinistra italiano e internazionale. Una visione che ovviamente non si sposa con la realtà, ma è una visione che purtroppo ha anche giocato gravi problemi. Vedremo anche come si risolveranno in futuro per quanto riguarda proprio la corsa alla Casa Bianca con l'amministrazione Obama, che sembra abbia proprio modificato alcuni file proprio per dar possiamo dire un accordo, per proprio mostrare un accordo fra il candidato all'epoca Donald Trump per il Partito Repubblicano e la candidata per il Partito Democratico Hillary Clinton, perché parliamo di un'amministrazione Obama e parliamo della prima elezione di Donald Trump nel 2016. E qui sempre parlando proprio di Trump e della notizia più importante per gli Stati Uniti, Trump spedisce sottomarini al largo della Russia e gli davano del putiniano. Sovranità limitata, serve subito una lista dell'Unione Europea per i paesi sicuri. Il caos a sinistra, pure Travaglio inguaia Conte e il democratico Ricci. La nazione che non esiste, l'assurda corsa mondiale a riconoscere la Palestina, perché un grave problema
che in pochi stanno facendo notare è per riconoscere la Palestina. Qual è l'autorità nazionale? Hamas? Le autorità nazionali che ora sono in esilio in giro per il mondo? Chi è che alla fine deve controllare la Palestina e chi ha il diritto di controllarla e, se abbiamo noi occidentali, il diritto di riconoscere un governo, ovviamente. Tutti noi ci auguriamo che il conflitto a fuoco finisca, che vi sia un cessate il fuoco il prima possibile, perché le immagini che vediamo da Gaza sono strazianti, ma anche il fatto che un alleato dell'Italia come Israele debba per forza rischiare una difensiva, un'azione difensiva, proprio perché non vi è in questo momento un'autorità centrale a Gaza che possa porre fine ad Hamas. E questo ovviamente nella narrazione di buoni e cattivi che stanno cercando di tramandare nelle altre parti politiche, in realtà il problema è molto più complesso. Show di Bonelli e Fratoianni, la festa abusiva di AVS a Leoncavallo, sono abituati dalle altre parti a fare feste abusive, a utilizzare l'abusivismo. L'ultima assurdità storica, accusano Fratelli d'Italia per la strage di Bologna. Benissimo, quindi sempre tematiche molto molto importanti in Italia da parte della sinistra. L'invasione di giudici clandestini, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea rimette alle toghe la scelta dei paesi sicuri, scavalcando i governi. Così vogliono riaprire i confini e farci invadere. Meloni, una sentenza dal tempismo sospetto. Parliamo anche quindi di un Tempo, di una prima pagina del Tempo che sembra proprio anche qua sottolineare come il potere giudiziario non debba interferire così tanto con il potere esecutivo e con quello che alla fine hanno votato i cittadini. La decisione dell'Unione Europea fa male, scusate, a tutte le forze politiche, perché come dicevo in precedenza, si rischia non solo per la destra in questo momento, il centrodestra che è al governo, ma in futuro per quanto riguarda anche un eventuale possibile, può essere, governo di sinistra. Il Sole 24 Ore, il giornale di Confindustria. Trump manda al tappeto le borse europee, ovviamente, sottinteso, ma non vuole ovviamente scriverlo il titolista, il Sole 24 Ore, proprio per gettare ancora più ombre all'operato di Donald Trump. Parlando anche di un'altra tematica molto importante, l'intelligenza artificiale e le società importanti per quanto riguarda la tecnologia. L'intelligenza artificiale aiuta i conti, ricavi a 500 miliardi. Il problema sarà ovviamente quando le società che stanno già attuando una politica di licenziamento in massa delle persone, dei lavoratori, proprio perché credono che l'intelligenza artificiale possa sostituire i suddetti lavoratori, questa sarà un grave problema per i vari governi per reintegrare e rimettere nel mercato del lavoro tantissimi lavoratori che ora in questo momento hanno perso proprio il lavoro nelle big tech. Passando al Foglio, con la sentenza della Corte di Giustizia, è un colpo non a Meloni ma a tutti i governi che sognano politiche migratorie non ostaggio dei giudici. Quindi parliamo di un Foglio che si schiera in questo caso a favore del governo, anche per le possibilità a lungo termine di quello che potrebbe avvenire. Parlano anche di Witkoff, dell'inviato alla Casa Bianca, un Witkoff obliquo, e di come l'inviato non riesca a trovare, secondo il Foglio, una soluzione proprio per tutti i conflitti più importanti in questo momento stanno avvenendo in Medio Oriente, le aggressioni dei giudici alla politica. Parliamo anche qui di un commento proprio
che vorrebbe separare quindi il potere giudiziario con quello legislativo, con anche il diritto di legiferare. E andando avanti con le notizie, parlando anche del secolo d'Italia, l'invasione delle toghe, entrata a gamba tesa della Corte Costituzionale dell'Unione Europea sui migranti. Il governo si indigna, la sinistra esulta, l'editoriale di Romana Fabiani, che parla proprio di come le toghe, possiamo dire le toghe liberali del centro-sinistra europeo, oramai sono quasi, possiamo dire, un'arma per per i vari partiti del centro-sinistra in Europa, che possono, grazie a un appoggio indiscriminato in questo momento del sistema giudiziario, anche interrompere quello che un sistema esecutivo voluto e votato dagli italiani abbia cercato di mettere in atto, proprio per fermare un'immigrazione sempre più preponderante. E passando proprio con la prima pagina dell'Avvenire, sicuri salvo verifica, la Corte dell'Unione Europea legittima il vaglio dei giudici sui richiedenti asilo portati nei centri di detenzione per i migranti. Per l'espulsione il governo accusa il colpo, a rischio il centro in Albania che è semivuoto, e attacca i giudici. Poi vi è anche una notizia riguardo ad Armani e la multa di 3,5 milioni per false dichiarazioni etiche. Vi è anche una notizia importante per quanto riguarda gli Stati Uniti e il piano di Trump per quanto riguarda i senza tetto, gli homeless come vengono chiamati negli Stati Uniti, i ricoveri coatti nelle comunità. Il problema degli homeless negli Stati Uniti è un problema veramente, veramente grave, con addirittura delle bidonville, dei quartieri che sono stati colonizzati dai poveri, dai poverissimi, che non riescono a permettersi neanche l'affitto, purtroppo. Ovviamente non è dato dalle politiche di Donald Trump, ma si parla di un problema endemico molto, molto forte, soprattutto nella California democratica. Potete vedere nei video su internet, purtroppo, le città di Oakland, San Francisco, la stessa Los Angeles, devastate dalla povertà e dalle difficoltà proprio della popolazione comune. Possiamo fare, se volete, la pausa. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Buongiorno a tutti, ben ritrovati, sempre qui sulla rassegna stampa. Nel caso vogliate chiamare nella parte finale della rassegna stampa, il numero di telefono è lo 0292947222. Invece, per mandarci messaggi su WhatsApp 340 670 9659 e chi vi parla è Matteo De Sio. Cominciamo a guardare anche all'interno dei giornali con quello che sta avvenendo, soprattutto avete visto, importante l'intervista al nostro ministro dell'interno Piantedosi. Adesso vi zoom con il decreto, la sentenza, qui parla giustamente della sentenza, e l'intervista al ministro dell'interno che ribadisce il pugno duro sul governo sull'immigrazione, avvisa il PD: se un giudice prevale sulla politica è un problema di tutti, come dicevamo in precedenza. Ministro Matteo Piantedosi, qual è il suo giudizio rispetto alla sentenza della Corte di Giustizia europea sul protocollo riguardo i paesi sicuri? È una sentenza che a mio giudizio conferma quanto autorevolmente sostenuto dall'Economist non più tardi di un paio di settimane fa. Il sistema dell'asilo fondato sulla Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 non regge più. Credo che lo pensino anche importanti rappresentanti delle organizzazioni delle stesse Nazioni Unite per i diritti dei rifugiati. È un sistema superato perché quel quadro normativo internazionale che nacque in Europa per proteggere chi fuggiva dalle persecuzioni e dal terrore staliniano, adesso in tutto il mondo viene strumentalmente utilizzato per emigrare in modo permanente. Sentiamo anche la chiamata del nostro telespettatore radioascoltatore. Grazie. Buongiorno signor Simia, Lisetta. Oggi è solo Matteo. Ah, ecco. Buongiorno, Matteo. buongiorno. Buongiorno. Allora, senta, io volevo parlarvi naturalmente dei dazi di Trump, lo sbaglio di non reagire a Trump, e questo è il mio parere, naturalmente se è valido o non valido poi lo dirà lei. Allora, qualche considerazione, ripeto, sull'accordo stipulato tra UE e USA di Trump, per quanto la materia sia complessa ed intrigante secondo me. Si dice che Trump appartenga alla categoria dei nazionalisti, per cui fa gli interessi degli americani, soprattutto quelli che lo hanno votato naturalmente. Anche in Italia trova sia nella politica che nell'opinione pubblica qualche supporter. Poi ottimo l'accordo al 10%, ora meglio ancora al 15%, e dico io, se fosse stato al 20 sarebbero tutti contenti, a cominciare dal nostro governo, che anche qua ha sbagliato per me. Comunque questa è una mia idea.
Purtroppo le categorie interessate non sono in linea e protestano invocando aiuti a spese dello Stato. Siamo sempre noi che ci rimettiamo. Allora, chiudo con 2 considerazioni. Primo, il dollaro, mi sembra con l'entrata di Trump, ha perso circa il 13% del valore sull'euro. Secondo, l'errore è stato fatto 4 mesi fa, mi sembra, quando Cina e Canada hanno risposto come si deve alle minacce di Trump. Ma noi ci siamo adagiati, questo penso io, forse sperando nei buoni rapporti politici di qualche statista, si dice la Meloni. Il leader inglese, senza tanti giri di parole, ha ottenuto il 10%. Ecco, e io ripeto, il leader laburista Stemmer ha ottenuto il 10%. Nient'altro, io la saluto e buona giornata, anche se qua piove a dirotto. Buona giornata a lei, sperando che finisca di piovere. Ecco, diceva dell'accordo, il 15% invece con il 10% Starmer. Prende in considerazione che ovviamente l'accordo del 15% è ottenuto dall'Unione Europea e non solo dal primo ministro Meloni. Invece per quanto riguarda il calo del dollaro, secondo Donald Trump, quindi ovviamente si parla di parole ovviamente di chi governa in quel momento, il dollaro ha una quotazione più bassa, è utile per le esportazioni, quindi diciamo che hanno già una risposta loro. E andando avanti invece con l'intervista al ministro dell'interno Piantedosi, andando avanti con anche un'altra chiamata. Aspetta, prima finisco di leggere non l'intervista, ma il passaggio anche delle dichiarazioni dei vari rappresentanti del governo e poi ci attenda un attimo in linea. Con la Premier Meloni che ha parlato di una singolare per quanto riguarda la decisione della Corte di Giustizia europea, il Vice Premier Matteo Salvini, una corte dannosa pagata dagli italiani che purtroppo vengono umiliati, ovviamente, essendo una corte europea, e anche il Vice Premier di Forza Italia Antonio Tajani. Sono perplesso, ma la decisione avrà valore solo per pochi mesi, perché nel 2026 cambieranno le regole del gioco. Ascoltiamo adesso, se è ancora in linea il nostro radioascoltatore. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, telefono da Como. Io volevo fare 2 considerazioni riguardo la magistratura, che adesso anche la Comunità Europea ci ha dato contro. Io vorrei sapere, ma i nostri soldati che sono morti per mandare via lo straniero, come le riconosciamo? Sono stati dei coglioni? Perché qua così comandano tutti, comandano gli extracomunitari, comandano l'Ucraina, comanda l'America, comandano tutti i porci e noi non possiamo più fare niente. Ma ora dalla fine, quando andiamo a fare commemorazioni, li prendiamo in giro? Li prendiamo in giro perché sono morti per niente? Io voglio sapere se la Santa Inquisizione si ritiene così pulita per entrare nelle leggi dello Stato. E in questo caso non conviene fare un governo, conviene stare al bando di tutti quelli che vengono qui a voler comandare. Ecco, questo volevo sapere, se noi siamo Italia o siamo un nulla, una cosa vaga. Ecco, vorrei sapere una tua opinione, grazie. Diciamo che sono parole di un radioascoltatore che ovviamente vede nelle ultime decisioni, giustamente sente un sentimento di esasperazione, ma non possiamo che concordare sul fatto che parliamo di un'Europa e di organizzazioni quindi sovranazionali che non aiutano in questo momento gli stati che sono in difficoltà come l'Italia e privilegiano agende politiche, diciamo, ideologiche. Come ultimo spezzone per quanto riguarda l'intervista al ministro dell'interno Piantedosi, entrando più nello specifico, cosa succederà
ai centri in Albania, esattamente come adesso. Le strutture in Albania continueranno a funzionare come CPR e presto potranno riprendere a operare come centri per le procedure accelerate alla frontiera, la loro originaria funzione. Quindi abbiamo anche l'intervista a Piantedosi su un tema molto molto delicato per quanto riguarda il centrodestra e con una, possiamo dire, un editoriale anche di Alessandro Sallusti che appoggia questa visione anche molto esasperata, molto delusa anche per quello che è avvenuto. Niente da fare, il confronto tra la magistratura e la politica è una partita impari e tra un pronunciamento e l'altro il doveroso bilanciamento tra i poteri di uno Stato sta diventando uno sbilanciamento pericoloso per la democrazia. L'ultimo di pronunciamento è quello dei giudici della Corte di Giustizia Europea che, accogliendo un ricorso dei colleghi italiani, ha deciso che l'elenco dei paesi sicuri, quello cioè dove è possibile rimpatriare l'immigrato clandestino, non è di competenza del governo, bensì del magistrato. Bene, anche un bambino capisce a questo punto, espellere un irregolare dal nostro paese sarà praticamente impossibile stante l'evidente orientamento aperturista nei confronti della libertà incondizionata di immigrazione che i giudici italiani hanno più volte affermato. Quello che non si capisce è in base a quali conoscenze e competenze un tecnico della giustizia, quale appunto un magistrato, possa valutare nelle sue complicazioni il grado di sicurezza di un paese. Tale decisione, dice il buonsenso, non può che essere in capo al potere politico, il governo che ha tutti gli strumenti per valutare la questione da tutti i punti di vista, in modo coerente con la cultura e la storia del paese e il suo ruolo nello scacchiere internazionale. Perché in astratto nessun paese può essere definito sicuro, neppure gli Stati Uniti lo sono, in quanto un eventuale reato lì può essere punito con la pena di morte che la nostra Costituzione bandisce categoricamente. 2 chiamate, ascoltiamo la prima, grazie. Natalia, grazie. Pronto? Pronto? Buongiorno, Buongiorno sono a lei. Vittorio da Palermo, in Sicilia. E ti volevo dire una cosa, volevo fare una riflessione a me stesso. Sposto la lancetta sullo scambio di voti, il famoso campo largo, dove hanno analizzato i grillini, hanno analizzato che quel sindaco, nonostante c'è l'avviso di garanzia, praticamente loro l'appoggeranno, ma non hanno detto il perché. Il perché è facile, così lo sappiamo tutti. Lo scambio, io ti appoggio sulle Marche per vincere l'elezione con la mucchiata e a Napoli ci metto a fico del coso, come si chiama, dei 5 Stelle, e voi mi appoggiate i 5 Stelle. Adesso dice la segretaria, adesso andiamo a vincere, tanto non è che è un campo largo, è una mucchiata del disonore. La colpa è sempre di chi dà questi voti ai crocetti, chi alimenta queste situazioni. Per quanto riguarda le migrazioni, ormai io sono rassegnato, io non ci sarò più, forse manco i miei figli, ma l'Italia diventerà l'India, gli indiani americani, perché scompariranno piano piano, si metteranno nei poteri. Purtroppo noi lottiamo come Lega e tutto, abbiamo le idee chiare, Salvini ha le idee chiare, su questo non ci piove, il segretario. E il linguaggio che noi condividiamo vero come cittadini, purtroppo ci sono i vari verdi che non sono verdi, che tengono il 3% e danno il loro parere col 3% perché vivono e si nutrono su WWF, ambiente e tutte queste cose, quindi il 3% se lo pigliano. Dall'altra parte c'è la CGIL, lo zoccolo duro. Lottiamo contro le masse, loro lanciano come una specie di anarchia. I centri sociali li mettono sempre, l'avete visto, i centri sociali, che già a tempo di Mussolini nel 1920 già c'erano questi con i centri sociali, quindi alimentano questi, infatti sono tutte li lanciano contro di noi quando c'è una manifestazione e cose. E io ti auguro una buona auguri per la trasmissione, ti seguo, buona giornata. Buona giornata a lei, grazie. Grazie. E possiamo dire ammucchiata, possiamo chiamarla in questo modo anche perché non si capisce alla fine quale sia anche l'indirizzo politico di un'alleanza di questo tipo. Con la verità
che addirittura a pagina 5, cambiando argomento, parla di come il Caimano Conte vuol papparsi. Ah, ecco, un'altra chiamata. Allora ascoltiamo l'altra chiamata prima di continuare. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Mario, chiamo da Varese. Buongiorno, grazie per buona giornata. Sono tutti scandalizzati per questo Trump. Effettivamente quell'uomo lì, prima di tutto, è uno dei pochi, in Italia non ce li abbiamo, è uno dei pochi politici che c'ha già i soldi veri, non ha bisogno di andare lì a Cadragone a fare, a parte forse Berlusconi che avevamo, per dire, non che era un partito di Berlusconi, sempre votato la Lega, però perlomeno uno che è riuscito a farsi qualcosa da solo. Noi in Italia non siamo abituati perché abbiamo sempre degli scappati di casa, che se perdono il Cadragone sono morti. Questo qua, quello che ha detto in campagna elettorale, se lo sta facendo. Aumenta i dati, la von der Leyen non ha detto niente, ma cosa poteva dire? Se non ha detto niente è perché non era in forza da poterlo dire. È inutile fare i fenomeni. Cioè, quello là, se può farlo e ha potuto farlo, è perché lo sapeva di poter fare. Più di quello non si poteva fare. Per quanto riguarda il campo largo, che cosa? Ma non c'è niente da meravigliarsi neanche lì. Questa qui è gente che se non si mette insieme sa benissimo che dal Cadragone saltano giù e non li vota nessuno, perché Conte per prendere i voti lo sappiamo. E il reddito di cittadinanza, i banchi a rotelle, tutte le cose prometteva, sembra cettola qualunque Conte. E ti votano sì dove? In Meridione o cosa, o gente che è convinta di non fare niente e prendere i soldi. Ma da dove vengono questi soldi? Sono quei 4 che lavorano, che siamo sempre meno a lavorare, e prima o poi la bomba esplode perché di soldi non ce ne saranno più. Speriamo di salvarci, ma io non lo vedo proprio. Buona giornata. Buona Ciao, giornata a lei, grazie per la chiamata. Un Conte che, come abbiamo detto più volte anche in questa radio, si rifà sulla disperazione delle persone comuni e cerca di appellarsi proprio alla disperazione delle persone comuni facendo promesse impossibili da mantenere. Un Conte e anche una segretaria del PD, Elly Schlein, che non segue un indirizzo politico preciso, quindi hanno la libertà di poter dire tutto e il contrario di tutto, e andando avanti con, tra l'altro, il pezzo di Belpietro, il Caimano Conte che vuole papparsi e tornare alla guida di Palazzo Chigi dopo aver fagocitato il Movimento 5 Stelle che lo aveva scelto come tecnico. L'ex premier attacca i suoi alleati più di quanto fa con la Meloni. L'avvocato punta infatti a diventare il leader del campo largo e a formare un nuovo governo, e in questo articolo ben scritto di Belpietro possiamo vedere anche come parla anche di come abbiamo sostituito anche Luigi Di Maio, che ora è stato spedito con il francobollo in Europa, e anche come abbia tolto da ogni posizione Virginia Raggi, come non abbia alla fine risolto la situazione per quanto riguarda autostrade, nonostante le scenate all'epoca del ministro Toninelli, e anche le difficoltà del PD per quanto riguarda anche la gestione del caso che sta scuotendo tutta Milano, senza avere un'idea precisa su come agire. Parla proprio Belpietro, parlando in chiusura, dicendo: è evidente che il suo vero avversario resta il partito di Schlein. Sì, lui attacca spesso proprio la segretaria del Partito Democratico, ma parliamo anche di un Belpietro che, scusate, parliamo anche di un Giuseppe Conte che deve anche stare in campana per quanto riguarda quello che sta avvenendo con Ricci, e anche lo snaturamento alla fine delle idee, principi del movimento, ma che appellandosi purtroppo a persone in difficoltà come elettori difficilmente potranno attecchire poi la base proprio del movimento, nonostante questa denuncia e alla fine questo cambiamento degli ideali. Con il tempo avevamo visto nella prima pagina, sempre per quanto riguarda la questione dei giudici,
Ma una cosa che volevo mostrarvi è come il Corriere della Sera aveva trattato invece la questione del sottomarino. Il quotidiano di Milano, di via Solferino precisamente, per essere molto precisi, parla proprio di un Trump che risponde con i sottomarini nucleari al post che avete visto proprio del presidente Medvedev, l'ex presidente russo. Parla proprio il primo con gli account sul proprio account social, sul proprio social di riferimento, Truth Social, Donald Trump, che con un tweet, possiamo dire con un post social addirittura più elaborato rispetto al solito, e quindi possiamo dire misurato rispetto al solito, e quindi che sicuramente rispetta al 100% le proprie posizioni. Parla di come abbia inviato 2 sottomarini nucleari e come abbia ordinato il posizionamento in regioni, in zone appropriate proprio per contrastare queste stupide e diffamatorie e infiammatorie dichiarazioni dell'ex presidente della Federazione Russa. Addirittura ringrazia per l'attenzione su questo argomento. Una replica che il Corriere chiama strategica. È importante soprattutto parlare di questa di quello che è avvenuto proprio per quanto riguarda i sottomarini nucleari, perché bisogna vedere anche che partite commerciali si stanno giocando fra Stati Uniti e Russia proprio nell'area baltica. Sicuramente la Groenlandia è un tema molto importante, molto caro per il presidente, con anche le dichiarazioni che avete visto all'inizio del suo mandato, addirittura di comprare la Groenlandia perché per il commercio proprio nella zona dell'oceano dedicato proprio al nord del mondo. Con invece scusate la verità, possiamo passare a un'altra tematica molto molto cara alla Lega, ma non solo, ovviamente anche ai cittadini, ovvero il Green Deal, una tematica importantissima che sicuramente rischia di mettere in difficoltà le casse dei cittadini italiani, più che dei pazzi, possiamo quasi chiamarli così, o dei fanatici, meglio essere più calmi, meglio essere più misurati, e che stanno cercando in tutti i modi proprio di infliggerci queste misure economiche gravissime per proprio le nostre tasche. Alla fine è successo, leggiamo l'articolo di Nino Sunseri, alla fine è successo, persino l'Enea, con la sua compostezza scientifica e il suo lessico da convegno istituzionale, ha dovuto ammetterlo. Naturalmente non l'ha detto apertamente, ci mancherebbe, sarebbe lesa maestà verso la religione laica della decarbonizzazione, ma leggendo tra le righe nel suo ultimo rapporto il messaggio è chiaro: la transizione ecologica, quella scritta con le lettere maiuscole e il bollino europeo, è un fallimento, eppure costoso. Nel suo report l'ente riconosce che nel primo semestre del 2025 le emissioni di CO2 in Italia sono aumentate dell'1,3%, nonostante i consumi energetici siano rimasti sostanzialmente stabili. Tradotto, stiamo inquinando di più senza nemmeno produrre o consumare di più. Se questa è la transizione, allora deve essere una di quelle in retromarcia. Il tutto mentre nel resto d'Europa le emissioni restano ferme, che già non è un traguardo glorioso, ma almeno non si peggiora. Noi invece rincariamo la dose. Più anidride carbonica per tutti, ben servita con un contorno di bollette salate. Altro che decarbonizzazione, qui siamo alla ricarbonizzazione con supplemento di gas naturale che ovviamente paga lo Stato. Già, perché a impennare le emissioni è stato il caro vecchio metano, che nonostante le preghiere all'ideologia del fotovoltaico ha fatto registrare
un più 6%. E non è stato nemmeno un consumo di necessità, è bastato un inverno freddo e zac, tutti a riaccendere le caldaie, come se Greta Thunberg non fosse mai passata da qui. Le rinnovabili, quelle che dovevano salvarci, hanno dimostrato di essere inconsistenti. L'idroelettrico, il migliore tra le rinnovabili, ha perso un quinto della produzione. L'eolico ha girato meno delle pale di un ventilatore. La scrivania e solo il fotovoltaico, benedetto sole, è cresciuto con un più 0,23%. E un articolo che serve proprio ad analizzare quanto possiamo dire, nella correttezza, nel cercare un'alternativa al carbon fossil. Non bisogna però cercare di passare a un estremo opposto senza fare i conti in tasca ai cittadini e senza analizzare quanto effettivamente siano efficaci le nuove tecnologie. E ora possiamo andare in pausa. Grazie. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura. Hai solo un'ora. Movie Time. Ogni sabato dalle ore 16. La prossima volta che vai in vacanza, sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza.
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Buongiorno, ben ritrovati sempre qui sulla rassegna stampa di Radio Libertà del sabato, un sabato in cui sostituisco l'amico e collega Pier Vittorio, spero di non farlo mancare troppo, parlando soprattutto anche di un'importante notizia per quanto riguarda l'economia mondiale, ovvero i dazi, il lavoro, i mercati in rosso. Trump licenzia via web la capa dell'ufficio statistico. Via le tariffe e i deboli dati sull'occupazione lascia una governatrice della Federal Reserve importante anche per capire quello che dicono le loro cronache per quanto riguarda l'economia americana e non solo. Dazi ai mercati del lavoro, ancora una volta la variabile indipendente Donald Trump fanno crollare le borse, si alimentano le tensioni fra Stati Uniti e decine di governi. In una sola giornata le piazze europee polverizzano 269 miliardi di euro in capitalizzazione, il valore di mercato del capitale societario. Piazza Affari arretra del 2,55%, bruciati 22 miliardi di euro, male anche Parigi, meno 2,92% e Francoforte, meno 2,66%. Londra contiene le perdite con uno 0,7%. Stranamente Londra, con un accordo per quanto riguarda i dazi migliore, e anche la piazza Affari che perde di meno in Europa, con le borse, anche qui non lo dicono come anche sul Sole 24 Ore, che alla fine a perderci sono quelle europee che hanno sbagliato loro stessi, mostrando una debolezza per quanto riguarda il mercato, un'Unione Europea e una von der Leyen che ha mostrato una debolezza della propria coalizione politica per quanto riguarda proprio anche le borse. Invece negli Stati Uniti le borse vanno decisamente meglio. Andando avanti con l'articolo Un'altra giornata nera che incrocia finanza ed economia reale, punto di partenza il decreto esecutivo firmato da Donald Trump il 31 luglio, notte del 1 agosto in Italia, per rimodulare i dazi imposti a 95 paesi, 27 dell'Unione Europea più altri 68. Le nuove soglie sarebbero dovute entrare in vigore il 1 agosto, ma il leader della Casa Bianca ha deciso di concedere tempo
fino al 7 di agosto proprio per questa importante misura economica. Ascoltiamo con piacere. Buongiorno, la chiamata del nostro radioascoltatore, grazie. Sì, buongiorno Matteo, ciao, mi permetto di darti del tu perché sono un vecchio. Sotto l'acqua rispetto a Lisetta, a me l'acqua piace da matti, lei invece non l'apprezza. 3 cose volevo dirti. Certo. La prima, costo dell'energia. Io vorrei che tutti conoscessero il fatto che noi l'energia elettrica prodotta con il gas la paghiamo una cifra, la stessa cifra paghiamo tutta l'energia prodotta dall'eolico e dal solare. Sarebbe semplicissimo per i nostri politici fare il disaccoppiamento, ovvero non legare l'energia rinnovabile al prezzo del gas. Risparmieremmo in bolletta un po' di denaro. E perché non viene fatto? Questa è la domanda importante. In una settimana la cosa sarebbe fatta. Le bollette poi hanno il 52% di tasse. La seconda è, questi giudici che si permettono di fare la qualsiasi, negli scandali noi vediamo sempre i politici, figure importanti, figure mediocri, ma giudici che entrano in scandali, sono tantissimi giudici. E avete mai sentito uno? Qual è il motivo? Che forse l'indagine, se è su uno di loro, il famoso cane non mangia cane, diventa legge? La terza è, ma perché il premierato, l'autonomia, che sono nel programma di governo, con un premierato, allora Mattarella fa quello che vuole, nessuno l'attacca. Ricordiamocelo come ministro della difesa, che ha mandato a morire a causa dell'uranio impoverito centinaia di persone, ma nessuno lo attacca su questo, nessuno. Io penso che i dossieraggi siano una pistola puntata alla tempia di qualcuno e hanno paura di schiacciare il letto. Tutto qua, Matteo, grazie, ciao. Grazie a lei per la chiamata e anche per la disamina per quanto riguarda l'energia, ma anche le toghe che si permettono di non rispettare, possiamo dire, i 3 poteri alla fine statali, non riescono a rispettare la divisione. Parliamo di un'energia che è un argomento importantissimo, ma che viene trattato, nonostante sia fondamentale e nonostante sia trattato da tutti, il come viene trattato, il come viene approfondito è utilizzando una superficialità incredibile. Io mi ricordo da sempre che ci siamo battuti in questa radio proprio per il nucleare, addirittura mi ricordo il mio collega, il mio maestro Antonino Danna, che parlava della parola con la N per dire una parola vietata, un nucleare che sarebbe fondamentale e che ci vedrebbe comunque indietro nella corsa energetica. E come diceva anche il nostro radioascoltatore, anche il problema dell'utilizzo e del pagamento delle varie energie, come viene pagato il gas, come viene sfruttato forse male il rinnovabile, perché dato che ci sono tantissimi investimenti, se continua a essere negativo come investimento, evidentemente non viene trattato nella maniera migliore possibile. Però andiamo proprio parlando di energia alla fine, perché vi sono anche le automobili in questo importante conflitto commerciale fra Stati Uniti e l'Europa di Ursula von der Leyen, dove purtroppo ci finiamo anche noi italiani. Further modifying the reciprocal tariff rates, ulteriori modifiche alle aliquote dei dazi reciproci, è il titolo dell'ordine esecutivo firmato da Donald Trump giovedì sera, quando in Europa era già passata la mezzanotte, con cui la Casa Bianca ha stabilito i nuovi dazi specifici per ogni partner commerciale della superpotenza nordamericana, che rimpiazzano quelli annunciati lo scorso 2 aprile. Stiamo leggendo un articolo di Camilla Conti su Il Giornale, quindi sul giornale di oggi ovviamente. E con un'altra proroga le tariffe verranno infatti applicate a partire dall'8 agosto, tranne che per il Canada, dove vi è un'altra partita per gli Stati Uniti.
una settimana dopo la scadenza inizialmente fissata per ieri. Da Washington, precisano che non deve essere interpretata come un'estensione, ma come un modo per dare alle dogane e all'Ufficio per la protezione delle frontiere degli Stati Uniti tutto il tempo necessario per adeguarsi. Inoltre, nuovi dazi sulle merci spedite via nave non saranno modificati prima del 5 ottobre 2025, quindi differenze fra i dazi, differenze fra le merci a cui viene applicato le varie tariffe. Una nuova ondata di misure va da un minimo del 10% ad un massimo del 41% contro la Siria. Sarà fondamentale anche capire se il Brasile riceverà una tassazione simile. Questo lo dico io, anche perché con le ultime diatribe fra Donald Trump e il sistema giudiziario brasiliano, che se la sta prendendo in maniera forse esagerata contro l'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, Donald Trump non ci sta su questo. Continuando invece con l'articolo, nella lunga lista l'Unione Europea resta con un dazio del 15%, come stabilito nell'incontro bilaterale con Ursula von der Leyen in Scozia, per mettere a terra l'accordo verbale di Thornberry. Europei e americani dovranno però lavorare ancora parecchio. Nell'ultimo ordine esecutivo trumpiano manca l'impegno a diminuire i dazi imposti dagli USA in base all'articolo 232 del Trade Expansion Act sulle automobili e sui componenti per automobili al 15%. E neppure è messo in pratica il trattamento speciale previsto per alcuni prodotti considerati strategici dall'Unione Europea, in particolare gli aeromobili e i componenti per aeromobili. Proprio il settore auto, insieme a quello dei farmaci, è stato il motivo principale che ha spinto Bruxelles ad accettare l'intesa, come ha spiegato il segretario degli Stati Uniti al commercio Howard Lutnick. Con i dazi al 25% alle esportazioni di auto dall'Unione Europea agli Stati Uniti verrebbero azzerate, con il risultato che la produzione con ogni probabilità migrerebbe massicciamente oltre l'Atlantico. La stessa cosa avverrebbe per i farmaci. Un numero crescente di aziende europee di moda e cosmetici, tra cui anche Moncler e Ferragamo, starebbe intanto valutando l'utilizzo di una clausola doganale statunitense vecchia di decenni, chiamata prima vendita, che consente alle aziende di pagare dazi inferiori applicando tariffe al valore di un prodotto uscito dalla fabbrica, molto inferiore al prezzo finale di vendita al dettaglio. Tornando agli altri paesi, anche il dazio per il Giappone al 15% e la Gran Bretagna al 10%, penalizzato invece il Canada con un aumento dal 25 al 35% in risposta alla continuazione e alle ritorsioni di Ottawa. Punita anche la Svizzera con una tariffa più alta di quella dichiarata il 2 aprile, al 39%. Invariati anche i dazi per l'India al 25% e la Corea del Sud al 15%. Un grave problema, quello che riguarda soprattutto ad esempio le aziende farmaceutiche, perché l'Europa ancora una volta si schiera contro il settore farmaceutico italiano. Ricorderete l'Agenzia del Farmaco, che nella lotta fra Amsterdam e Milano venne poi in maniera ancora non ben chiara, ancora oscura, venne poi trasferita ad Amsterdam e con Milano che è rimasta con le mani in mano e senza niente alla fine per quanto riguarda un settore farmaceutico che è importantissimo per l'Italia. E cadono le borse, in fumo 269 miliardi, Milano perde il 2,5% e l'oro sale ancora. Oltre alle tariffe fanno paura i dati degli Stati Uniti sul lavoro. Trump parla di numeri truccati, quindi parliamo anche di un Donald Trump che deve risolvere, sembra, delle beghe interne, anche se purtroppo per quanto riguarda la sua presidenza vi è sempre il problema da dove prendono i dati e come vengono poi letti i dati dai vari giornali. Questo è un problema serio perché una notizia il 10 di un mese viene data in un certo modo e poi dopo il 20 dello stesso mese viene invece segnata come vittoria, tra virgolette, politica di Donald Trump.
Parlando quindi sempre di borse, con l'articolo di Tita Ferraro sempre su Il Giornale, è importante anche da leggere per capire come stanno andando invece le borse negli Stati Uniti. Oltreoceano, i principali indici di Wall Street hanno segnato cali nell'ordine del 2%, mentre i rendimenti del Treasury sono scesi in virtù dell'aumento delle scommesse sui tagli dei tassi. Quindi in realtà i tassi in questo momento sono in calo negli Stati Uniti, ma i sentimenti di mercato, intaccato anche dal tonfo dell'8% di Amazon dopo la trimestrale sotto le attese, quindi è un problema anche di grandi aziende, non solo di Amazon, ma anche di Tesla, dell'ex amico, dell'ex alleato politico in realtà alla fine, di Donald Trump, con un Elon Musk che deve affrettarsi a comunicare con i vari investitori. Ha avuto una call, come viene chiamata negli Stati Uniti, una earning call, una call con gli investitori proprio per cercare di calmare le acque. Passiamo invece all'Avvenire, che ricordiamo, avete visto, ha parlato soprattutto sia dei senza tetto con Donald Trump, un'importante tematica, ma anche ad esempio la fame a Gaza che uccide le persone e la società, con un articolo di Capuzzi a pagina 4 della Verità. Adesso facciamo uno zoom. L'inviato degli Stati Uniti in tour nella striscia, ma non arriva il piano antifame. Ecco, queste sono le notizie che ci interessano, quelle legate più alle persone comuni, e se i vari stati che sono tanto impegnati a condannare subito Israele, se hanno anche una soluzione per quanto riguarda il riconoscimento di un'autorità in Palestina, e di quale autorità, soprattutto perché in questo momento parliamo di uno Stato che purtroppo per le persone che stanno soffrendo sotto le angherie di Hamas, sotto il fuoco di risposta israeliano, alla fine stanno morendo in massa, purtroppo. Un poligono di tiro, così uno sfollato accampato nei dintorni di Rafah descrive i centri di Gaza nell'Humanitarian Foundation GHF. Per questo, dice, preferisce lanciarsi sui convogli umanitari e cercare di prendere qualcosa, piuttosto di dover aspettare 5 ore in una calca e finire come un bersaglio ambulante. La versione del palestinese, che chiede di non essere citato per questioni di sicurezza, non differisce tanto da quella delle Nazioni Unite, secondo cui la fondazione israelo-statunitense, attiva dal 26 maggio, è una trappola mortale. Per questo rifiuta di lavorarci insieme. ONU e organizzazioni internazionali sono riusciti a conservare un canale di distribuzione parallelo nonostante i limiti imposti dalle autorità israeliane. L'inviato degli Stati Uniti Steve Witkoff, che ieri è stato nel centro vicino al corridoio Morag, non si è pronunciato ufficialmente sull'azione di GHF. Il clima però del tour, il primo di un alto funzionario statunitense, è stato cordiale. Invece altri giornali addirittura avevano dato come un tour in cui Witkoff aveva elogiato l'organizzazione, e con le dichiarazioni dell'ambasciatore, e lo confermano le dichiarazioni dell'ambasciatore che l'ha accompagnato alla GHF, consegna più di 1 milione di pasti al giorno, un'impresa incredibile. Witkoff si è limitato a dire di aver trascorso 5 ore nella striscia per rendersi conto della situazione, valutare le condizioni e incontrare rappresentanti della GHF. L'obiettivo della missione è aiutare il presidente Trump a elaborare un piano per assicurare cibo e medicine ai Gazawi. Il tycoon ne parla da giorni e ieri ha ribadito: vogliamo aiutare la gente, vogliamo aiutarla a vivere, vogliamo che la gente si nutra, è qualcosa che avrebbe dovuto accadere molto tempo fa. E su questo non possiamo che concordare. Vi è anche la risposta del presidente israeliano Herzog, che risponde alle parole del nostro presidente della Repubblica Mattarella.
agiamo in base al diritto. Israele non uccide indiscriminatamente e ha accettato tutte le proposte di pace che Hamas ha rifiutato. È la risposta del presidente israeliano Isaac Herzog dalle parole di Sergio Mattarella sulla crisi a Gaza. Su X Herzog ha ribadito il rispetto per l'amico capo di Stato italiano. Per questo motivo sono rimasto rattristato da alcuni aspetti delle sue recenti dichiarazioni sulla situazione a Gaza. Ho sentito il bisogno di chiarire i fatti. Gli errori accadono in guerra, ha aggiunto, e non siamo indifferenti al dolore dei civili palestinesi a Gaza. Stiamo facendo tutto il possibile per migliorare la situazione. Agiamo secondo il diritto internazionale in condizioni quasi impossibili, a differenza del nostro nemico che viola palesemente e orgogliosamente le convenzioni e le leggi sui diritti umani, ha sottolineato il leader israeliano. Nella cerimonia del Ventaglio 2 giorni fa, Mattarella aveva affrontato la questione delle uccisioni di civili a Gaza. Difficile, aveva detto, parlare di un'azione involontaria, parlare di una involontaria ripetizione di errori e non avvisarvi l'ostinazione a uccidere indiscriminatamente. Quindi parliamo di un Mattarella molto molto negativo per quanto riguarda invece quello che sta avvenendo a Gaza. Volevo anche farvi vedere la prima pagina del quotidiano di Sicilia di oggi, un quotidiano con cui Radio Libertà ha una collaborazione, quindi ci teniamo a informarvi anche su quello che succede nella una delle due nostre amate isole più importanti, ma anche ovviamente le altre non sono da meno. Università, l'eccellenza è altrove, sono un'italiana tra le prime 100. Politecnico di Milano al 98esimo posto della classifica QS Rankings, top 5 divisa fra Stati Uniti e Regno Unito. Per trovare una realtà siciliana bisogna scendere fino al 741esimo posto di Unime. La rettrice Spatari, il predominio del modello anglosassone è motivato da sistemi di finanziamento diversi dal nostro. Bisogna dire che le università negli Stati Uniti, soprattutto quelle più grandi, sono aziende ricchissime, milionarie, che addirittura alcune possono permettersi di pagare milioni di euro gli atleti che poi gareggiano proprio per queste università, ad esempio nel football americano, un football americano che ha un'economia per quanto riguarda lo sport universitario totalmente diverso rispetto a quello europeo, non solo quello italiano, perché ad esempio vi sono stadi di football americano universitari che arrivano a toccare il centinaio di migliaia di posti, quindi parliamo di totalmente una situazione totalmente diversa rispetto a quella italiana ed europea. Un editoriale che descrive anche una situazione molto problematica per quanto riguarda le atomiche, l'editoriale di Carlo Alberto Tregua, 12.000 atomiche in 9 paesi del mondo. Molto, molto importante anche questo punto, anche perché ovviamente è un punto che ci tiene col fiato sospeso, nonostante alla fine viene quasi da pensare in maniera fatalista, nel senso che dal momento che parte la prima bomba è tutto finito. Il problema ovviamente è cercare, come dice anche nell'articolo, di eliminare il pericolo iraniano con le bombe di Donald Trump, ma anche di mettere in difficoltà paesi come Cina, Pakistan, Corea del Nord, India, non tanto perché e Russia anche, non tanto perché sono cattivi, brutti e cattivi tutti questi paesi, alcuni sì, detta in maniera semplicistica, ma semplicemente perché hanno l'atomica. E un passaggio che anche sul quotidiano di Sicilia è molto importante è quello che riguarda i migranti e la Corte di Giustizia europea, anche il fatto che finalmente sull'isola è tempo di vendemmia, sperando che l'annata con grandi aspettative venga rispettata perché il cibo e la verdura italiana è sempre la frutta, la verdura italiana è sempre la migliore, anche come regolamentazioni, ricordiamolo sempre. I corsi STEM, quindi quelli scientifici,
vedono finalmente le donne alla conquista dei settori disciplinari legati all'ingegneria, finalmente, nel senso che evidentemente non sono più corsi in cui vi è una discriminazione attiva, nel senso, ovviamente, non vi è una discriminazione attiva nell'iscrizione, ma che finalmente sono corsi mentalmente aperti a tutti. Questo è il vero, tra virgolette, femminismo, è l'apertura culturale alle donne in ogni settore, e non quello che vediamo fanatico in giro per il mondo. E con quest'ultima notizia, il sottoscritto Matteo De Sio vi saluta, vi aspetto il lunedì dalle 2 alle 2:30 per la rassegna stampa sugli Stati Uniti, ma anche il prossimo sabato, per sostituire sempre il collega e amico Pier Vittorio Scimia, sempre qui su queste onde di Radio Libertà. Grazie per l'attenzione, grazie per l'ascolto, un buon weekend e una buona settimana a tutti. Grazie. Per la